quindi so adesso di lasciare la società su delle mani di una persona capace, preparata e innanzitutto una persona che ama il calcio. Non è un nuovo progetto, è in continuità con il progetto Bonetto. Il calcio Padova riparte da Joseph Urguglian, salutando il presidente Bonetto, ricordando che la città ha un debito con l'ex presidente per aver salvato il biancoscudo nel periodo più buio della sua storia. Si è presentato alla stampa il finanziere di origine armena, ha presentato la dirigenza e il progetto per la società. È vero che la Serie C è una serie difficilissima, molto impegnativa, non sarà facile risalire, non vi faccio promesse, faremo credo un progetto ambizioso, però sappiamo tutti che il calcio non è una scienza esatta. Il ruolo del presidente sarà rivestito da Daniele Boscolo Menaguolo, ingegnere operante nel campo delle energie rinnovabili e già nella dirigenza del calcio Padova. Io, lo vedrete, sono uno di poche parole. Preferisco che ai discorsi siano fatti e risultati a parlare, come ho sempre fatto nella mia attività prevalente, che è quella imprenditoriale e di manager. Alla vicepresidenza l'avvocato Fabio Pinelli, che si è detto molto attento al settore giovanile perché solo da lì si può ripartire. Che dare valore al settore giovanile significa non solo dare un senso di riconoscimento, di appartenenza di un club, ma significa coltivare le proprie radici, significa avere il senso di quella che può essere la padovanità, significa avere il progetto che dei giovani che crescono con il biancoscudo sul petto possano poi un giorno arrivare in prima squadra. La scelta dell'amministratore delegato è ricaduta su Alessandra Bianchi, donna di fiducia di Oguglian. Si è parlato anche del prossimo direttore sportivo, ruolo non ancora deciso, che però verrà ufficializzato entro la prossima settimana.